Aggredita con l'acido all'uscita di casa nel Padovano, 10 giorni dopo l'ex marito della donna ha confessato di esserne l'autore, è stato arrestato. Il 21 febbraio avevamo intervistato Stefano Pellegrini, allora solo indagato nella sua casa di Solesino. Sono innocente, ero a casa quella sera, spero che lei stia bene, aveva detto ai nostri microfoni. A Monte Galdella, nel Vicentino, i funerali del bimbo di 7 anni soffocato dal palloncino che aveva fatto scoppiare il dolore straziante della famiglia e dei compagni di classe. Ucciso dalla meningite, domani l'autopsia sul corpo di Tommaso Fabris. 3 anni fa il giovanissimo talento del basket aveva vinto con la sua squadra il titolo italiano Under 14 e raccontava la sua passione per questo sport. Autonomia oggi il via libera della conferenza delle regioni alla riforma Calderoli, più complicata la dialettica in ANCI con i sindaci del sud che continuano ad essere contrari. Politica e trend al femminile, uno scenario che potrebbe concretizzarsi anche alle regionali del Veneto nel 2025. Il segretario Dem Martella non esclude l'ipotesi di una candidata donna presidente. Il grande calcio su Media Nord-Est, continuano le sfide della fase finale di Coppa del Re su Tele Nord-Est. Stasera alle 20 l'imperdibile classico Real Madrid contro Barcellona. Buonasera, ben ritrovati. Edizione regionale dei nostri telegiornali, dunque questi titoli, lo avete sentito: svolta nelle indagini sull'aggressione con l'acido ai danni di una donna di Sant'Elena, piccolo comune delle Stense. 10 giorni dopo il fatto, l'ex marito della signora ha confessato di esserne l'autore. L'uomo, 58 anni, operaio disoccupato, sabato ha confessato le sue responsabilità ai carabinieri prima e al PM Rizzo poi. Stefano Pellegrini è finito quindi ai domiciliari con controllo con braccialetto elettronico a Solesino, a casa della madre. In quel luogo dal quale per 10 giorni si era sempre proclamato innocente e dal quale aveva tentato un disperato depistaggio delle indagini. Nel frattempo aveva anche posto in essere una condotta, diciamo, volta un po' a sviare le indagini sul suo conto. Aveva anche riferito del rinvenimento di alcuni scritti, uno sulla sua autovettura, l'altro sulla cassetta delle lettere della sua abitazione che facevano riferimento a responsabilità di terzi. Contro la ex moglie, la sera del 16 febbraio avrebbe usato dell'acido muriatico da lui comperato. La donna ha una prognosi di 2 mesi per delle abrasioni all'occhio. Pellegrini è perciò indagato per tentate lesioni personali permanenti al viso e solo per questo reato rischia dagli 8 ai 14 anni di carcere. È accusato anche di stalking e dello scippo dello smartphone della ex moglie. Quella sera glielo aveva strappato di mano e fatto sparire. Ha fatto anche ritrovare lo smartphone che era stato sottratto alla vittima durante le fasi dell'aggressione ed è stato poi su sua indicazione rinvenuto in un fossato poco distante dal luogo dell'aggressione. Tutto ciò perché a Natale la ex moglie gli aveva detto di avere una nuova relazione affettiva. Dalle indagini è emerso che nel 2019 la vittima aveva presentato 2 distinte denunce per percosse e minacce, mentre a gennaio le si era incendiata la macchina. Questo è un evento al momento sul quale non commentiamo. Il 21 febbraio avevamo intervistato Stefano Pellegrini, allora solo indagato per l'aggressione all'ex moglie nella sua casa di Solesino. Ecco le parole rilasciate al microfono di Valentina Visentin con Christian Roque all'Ende. Possiamo farle una domanda solo? Guardi, no, solo perché ci sono dei pregiudizi nei suoi confronti, ci dica solo questo. Lei non può più dire niente? Sì. Perché ci sono le indagini? Vuole chiedere qualcosa alla sua ex moglie, non so, al figlio? Beh, che mi dispiace quello sì. Spero stia bene, anche se lei non mi vuol parlare e basta. Lei è innocente. Penso che sia non logico, ma una cosa del genere. Era a casa giovedì sera? Sì, era a casa. Mi dispiace, non posso parlare, ma non perché non voglio o per cosa, ma ripeto, la sua domanda dispiace moltissimo. Spero lei stia bene, perché sicuramente mi odia, perché lei pensa che possa essere stato io, quindi io le auguro che stia bene, basta. Ha fiducia nella giustizia, le chiedo solo. Spero di sì. Spero di sì. Sì. A suo figlio una cosa?
Vuol dire qualcosa a suo figlio? Che stia tranquillo. Ultimo saluto nella chiesa di Monte Galdella ad Alessandro, il bimbo soffocato dal palloncino, compagni di scuola con un cuore rosso e fiori bianchi. Tanti bambini per l'ultimo saluto ad Alessandro sono i compagni di classe della scuola primaria che con un cuore rosso in mano accolgono l'arrivo del feretro di Alessandro per l'ultimo saluto, dopo che venerdì scorso a 7 anni è morto soffocato per aver addentato un palloncino di plastica che è scoppiato, ostruendogli le alte vie respiratorie. Immediati soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. Davanti alla chiesa di Sant'Arcisio a Ghizzole, frazione di Monte Galdella, i bimbi salutano Alessandro con un cuore rosso che tengono in mano. Con loro le maestre, i genitori, tanti cittadini a stringersi attorno alla famiglia. Nell'omelia Don Michele fa una premessa: non possiamo nemmeno immaginare il dolore della famiglia, però la fede può essere un sostegno. Vogliamo affidarci al Signore, affidare le nostre vite a Lui. Lui che ci doni lo spirito che conforta, che dona forza, che aiuta ad affrontare anche questo momento. Vogliamo affidare l'innocenza di Alessandro alla misericordia del Signore, perché nella sua bontà lo accolga nell'eternità. Sulla bara di legno chiaro tanti fiori bianchi, la famiglia ha donato gli organi di Alessandro, ha regalato un defibrillatore alla scuola, ha raccolto offerte per le attività scolastiche che saranno organizzate in memoria di questo bimbo così sfortunato da inciampare in un banale incidente. Non doveva proprio finire così. Ed ora il caso di Tommaso Fabris, il 17enne morto per una grave forma di meningite. Domani sarà eseguita l'autopsia e dopo il nulla osta della procura sarà fissata la data del funerale. Nel servizio sentiamo proprio la voce di Tommaso in un'intervista rilasciata a Rete Veneta nel 2019. Adesso andiamo a premiare la formazione che ha vinto queste finali nazionali Under 14. Chiamiamo l'Oxygen Bassano e il suo capitano Tommaso Fabris. Era il 30 giugno del 2019. L'Oxygen Orange One Under 14, la formazione capitanata da Tommaso Fabris, conquistava il titolo di campione d'Italia. In quell'occasione era stato proprio il capitano, proprio Tommaso, a raccontare ai nostri microfoni il segreto del successo della sua squadra. Abbiamo messo una buona intensità a tutti gli allenamenti di quest'anno e ci siamo impegnati sempre. Sono trascorsi appena 3 anni e mezzo da questa intervista, ma in realtà sembra che sia passata un'eternità. 3 anni e mezzo durante i quali Tommaso è diventato un giovane uomo, con tanti progetti e sempre nuovi obiettivi nella scuola e nello sport. Una vita che cresce, che guarda con fiducia e speranza al futuro, che cambia nel fisico ma non nelle passioni, perché l'amore di Tommaso Fabris per il basket è sempre stato enorme. Tant'è che mamma Emanuela sogna di poter vedere presto realizzato un campo da pallacanestro da intitolare al figlio, scomparso a 17 anni a causa di una terribile forma di meningite. Oggi tutta la comunità si deve stringere attorno alla famiglia e questa è sicuramente una richiesta che valuteremo e che cercheremo di dare una risposta positiva. Intanto la famiglia sta attendendo il nulla osta per la sepoltura. Domani sul corpo di Tommaso sarà effettuata l'autopsia. Soltanto dopo potrà essere fissata la data del funerale, che con ogni probabilità sarà celebrato all'inizio della prossima settimana. Sempre domani gli studenti del liceo da Ponte, la scuola che Tommaso frequentava, si riuniranno tutti insieme dalle 10 alle 11 nel cortile dell'istituto per un momento di riflessione per il compagno prematuramente strappato alla vita. E anche il mondo del basket si fermerà per ricordare il suo campione. Il Comitato regionale Veneto della Federazione Pallacanestro ha disposto che su tutti i campi e in tutte le categorie sarà rispettato un minuto di raccoglimento in memoria di Tommaso. Ed ora parliamo di autonomia. Oggi il via libera della conferenza delle regioni alla riforma Calderoli.
Un ulteriore passo in avanti verso questo percorso che è stato attivato da questo governo e che ci vede assolutamente responsabili nel dare a questo Paese una visione molto più federalista, interpretare fino in fondo i dettami della Costituzione, ma soprattutto pensare che autonomia corrisponde a responsabilità. Conferma la linea e mostra fiducia Luca Zaia al termine della conferenza delle regioni che ha dato l'ok al progetto di legge Calderoli sull'autonomia. 4 i voti contrari arrivati dai governatori di centrosinistra, Toscana, Emilia Romagna, Puglia e Campania. Niente che Zaia spiega così. Comunque non hanno disconosciuto il percorso di autonomia, ma hanno avuto da ridire sulle modalità. Se l'esito in conferenza delle regioni per certi versi sembra scontato, vista la maggioranza di presidenti di giunte di centrodestra, diverso il clima in ANCI, l'associazione dei sindaci con quelli del sud che fanno scudo. Questione territoriale ma anche politica, a pesare ora anche l'effetto Schlein, la neosegretaria del PD che spesso ha espresso forti critiche all'impianto Calderoli, più di quanto fatto dal suo sfidante Bonaccini. Insomma, potrebbe aggiungersi un nuovo fronte. Il rischio c'è, però io credo che lo spirito di responsabilità che caratterizza i sindaci deve portarci ad una riflessione seria e soprattutto sul tema concreto, senza scivolare come è successo anche ieri in qualche episodio, sul concentrarsi solo e esclusivamente sul trasferimento dei fondi, perché potremmo oggi già discutere sul fatto che riteniamo che il trasferimento dei fondi non sia equo e non è di certo per colpa dell'autonomia. Il braccio di ferro in corso, se è vero che in giornata l'ANCI nazionale, guidata dal sindaco Dem di Bari Antonio De Caro, ha presentato alla conferenza Stato-Regioni un documento con varie eccezioni di metodo e di merito, innanzitutto sui LEP. E poi ci sono le province. La stessa conferenza delle regioni ha chiesto un ritorno all'elezione diretta di presidente e consiglio. Ormai è da parte di tutti individuato come il miglior percorso per dare all'architettura istituzionale un ente che dia risposte. Abbiamo visto quanto ha pagato dazio i territori in termini di servizi, in termini di manutenzione su strade e scuole dal 2014 ad oggi, perché la provincia non funziona, bisogna dare la possibilità che torni a funzionare. Stato di agitazione dei medici di base, rincara la dose il segretario della FIMG trevigiana Brunello Gorini, che attacca la gestione regionale, l'aggravio delle incombenze amministrative e il crescente affidarsi ai privati. Io non posso essere nella barca di una regione che rema contro i medici che cercano di curare i pazienti di quella regione. Tra medici di medicina generale e regione è scontro a tutti i livelli. Lo stato di agitazione annunciato dalla FIMG è il risultato di un braccio di ferro che va avanti da anni e non ha portato a nessun esito positivo. Non fa sconti alla gestione regionale il segretario trevigiano della federazione di categoria Brunello Gorini, ospite a Sveglia Veneti. La mancata o errata programmazione regionale per cui ha creato questo disservizio, il carico assistenziale che è aumentato oltremodo perché ormai ci sono medici che hanno più di 2000 pazienti e questo va a scapito dei cittadini. Alla fine della serata il medico è stanco e distrutto, a un certo punto dice: ma chi me lo fa fare? Me ne vado in pensione perché non sopporto più il carico, soprattutto il carico burocratico. Allora uno si aspetta, dice: beh, l'amministrazione mi verrà un po' incontro nel carico burocratico, snellendo questo, snellendo quello. No, assolutamente, anzi, ne aggiungiamo. Fanno un paio di delibere regionali in cui ci complicano la vita dal punto di vista amministrativo. Impossibile trovare un punto d'incontro, malgrado i ripetuti confronti con la regione. Che continua a dire sì, ne parleremo, vediamo, così. È un anno e mezzo che rimanda di volta in volta incontri per vedere di fare un contratto integrativo regionale previsto per legge e che entro 6 mesi, e i 6 mesi sono abbondantemente scaduti, la regione non ha preparato neanche un documento su cui discutere. Evidentemente, attacca Gorini, manca la volontà di arrivare a un accordo con la categoria. E allora, se non hai la voglia, io credo che come categoria medica l'unica risposta sarà entrare, come siamo entrati ieri, in stato di agitazione che preclude a uno sciopero, per cui si renderanno conto, purtroppo non è il momento migliore, ma si renderanno conto i cittadini che la medicina di famiglia, così com'è, non può andare avanti. E la soluzione non è quello che propone la regione, cioè il passare al privato, perché quello è mettere la testa alla ghigliottina.
Oggi la replica dell'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin alle accuse forti dei medici di base. Noi non stiamo puntando minimamente i dati, i numeri sono chiari rispetto a quello che è oggi il privato accreditato e convenzionato in Regione Veneto. Ho visto, ho letto che fanno un riferimento alle cure domiciliari accreditate, quella è una norma nazionale, noi ci siamo adeguati a un'intesa Stato-Regione, ma oggi è tutto qua, quindi non c'è nessuna volontà di andare verso la privatizzazione, c'è la volontà invece di rafforzare il più possibile la medicina territoriale e quindi di far sì che i nostri assistiti, i nostri cittadini abbiano un punto di riferimento chiaro. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio, parliamo della politica e del trend al femminile, dalla guida di Palazzo Chigi a Giorgia Meloni all'elezione a segretaria del Partito Democratico di Elly Schlein, uno scenario che potrebbe concretizzarsi anche alle regionali del Veneto nel 2025. Perché no? Anche in Veneto noi abbiamo già avuto candidate donne, ma perché no? È una svolta e anche noi potremmo andare in questa direzione. Il ciclone Elly Schlein ha aperto lo scenario e il segretario Dem Veneto è più che possibilista. Una candidata donna per la guida della regione nel 2025, con uno scenario che potrebbe diventare ancora più suggestivo. E se la battaglia per Palazzo Balberi proponesse la sfida Meloni-Schlein in salsa veneta? Sul fronte centrodestra tutto dipende dall'opzione Zaia e la sua eventuale possibilità di ricandidarsi, ma in caso contrario, da Erika Stefani per la Lega a Elena Donazzan per Fratelli d'Italia, le opzioni non mancherebbero, stante la necessità fra 2 anni di constatare il peso dei meloniani dopo 2 anni di governo a Roma. Fantapolitico o meno, per Martella la svolta di Elly Schlein segna chiaramente un percorso, almeno nel centro-sinistra. Con Alessandra Moretti nel 2015 andò male, ma i tempi sono evidentemente cambiati anche in casa degli avversari. Una delle ragioni per le quali la Schlein secondo me ha avuto un successo è anche il fatto di essere una donna, una giovane donna e quindi di avere tutta quella carica innovativa, magari appunto pensando a figure non solo della politica ma anche della società, economica e civile del Veneto. Uomo o donna, in ogni caso, la necessità resta quella di creare una compagine ampia per poter battere chi domina politicamente il Veneto dal 1995. Senza dover scomodare il campo largo di lettiana memoria, che poca fortuna ha portato, Martella apre le porte ai 5 Stelle al terzo polo, ma non solo. Possiamo avere qualche chance di vincere e perché mettiamo insieme un grande schieramento che guardi anche forze liberali, moderate, popolari, che nel corso di questi anni magari non hanno trovato nel Partito Democratico un riferimento, con il 5 Stelle se vorrà starci, con Calenda e Renzi e anche con una serie di liste civiche che nella nostra regione hanno un loro radicamento e rivolgendoci anche a quelle forze, a quei ceti, a quei segmenti della società, al mondo produttivo, economico, che magari nel corso di questi anni, come ho detto prima, ha trovato in Zaia un riferimento. Siamo allo sport calcio, la Coppa del Re su Telenor Est ieri sera il match tra Osasuna e Athletic Bilbao, stasera alle 20 lo scontro tra Real Madrid e Barcellona. A Pamplona tra Osasuna e Athletic Bilbao è finita 1-0. Prima un gol annullato ai neri, quindi quello decisivo di Abde Ezzalzouli, che riceve palla a metà campo, scende a gran velocità, guarda la porta avversaria per mezzo secondo e insacca la rete di sinistro. La semifinale di andata della Coppa del Re è andata in onda ieri sera su Telenor Est. Il ritorno si giocherà allo stadio San Mamés di Bilbao il 4 aprile. Questa sera, intanto, sempre sul nostro canale 18, l'andata della seconda semifinale, Real Madrid-Barcellona. Le vincenti di questa doppia sfida si affronteranno in finale. Telenor Est trasmetterà tutte le partite della Coppa del Re. Una curiosa coincidenza, l'autore del gol di ieri sera è proprio un giocatore in prestito dal Barcellona, Abdel Ezzalzouli, classe 2001. All'Osasuna ha segnato finora 2 gol in Coppa del Re. A Pordenone è tutto pronto per l'edizione 2023 di Orto Giardino. Una
edizione importante dove ci aspettiamo le solite 70.000 presenze del pubblico, e il prologo di questi giorni per noi ci dà ragione e ci fa ben sperare. Abbiamo più di 4.500 già iscritti ed è praticamente oggi è stata aperta questa possibilità di prenotarsi online. Arrivano dalla Slovenia, Croazia, Austria e 1.500 italiani sono quelli che si stanno già prenotando per vedere lo spettacolo della primavera denominato Orto Giardino, il salone della floricoltura e vivaismo che ritorna con l'edizione numero 42 in fiera a Pordenone a partire da sabato 4 marzo e fino al 12. Ogni anno cerchiamo di trovare le migliori aziende che si occupano di questo, e effettivamente l'Italia sta recuperando con le parti di giardini, di fiori e di tutti quelli che si occupano del verde, della sostenibilità e della cura del giardino, così come dell'orto. E quest'anno anche la 10ª edizione del Festival dei Giardini, con una vera e propria competizione a tema dove verranno scelti i giardini migliori. Per questa occasione il tema scelto è Giardino segreto, chi cerca trova, dove abbiamo chiesto ai professionisti di progettare un luogo per loro segreto, un luogo nascosto dove vorrebbero poter sentirsi a casa ed essere felici. Nuovi stimoli anche per questa edizione e per la Festa della Donna una occasione speciale. L'8 marzo noi avremo una particolare attenzione per le signore e per le donne, una edizione, quindi un momento l'8 marzo per poi ricordare che alle donne con un fiore si può passare e portare un fiore ogni giorno. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Perturbazione ancora in azione al centro-sud, mentre sul nostro territorio la pressione atmosferica aumenta e il tempo migliora. Il dettaglio di venerdì 3 marzo. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo degli addensamenti specie nella seconda parte della giornata. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 3 e 5 gradi, massime tra i 10 e i 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con maggiore copertura sul Tarvisiano al mattino ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà in prevalenza soleggiato con degli addensamenti nuvolosi soprattutto a nord. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.